È il Capanon. Un tempo patente di ricchezza, oggi peso di cui disfarsi col minor danno possibile, vendendolo ai cinesi, che hanno il contante in mano, o affittandola a qualche furbastro che poi magari lo riempie di scoasse. E se l'acquirente manca, l'altra soluzione è scoperchiarlo per non pagare l'IMU. E pensare che i capannoni di Casale di Scodosia, fino a 2 decenni fa, erano il cuore di uno dei distretti più rigogliosi del Veneto, quello del legno e del mobile in stile, che dava da mangiare ad almeno 2000 lavoratori diretti. Non solo, erano luogo di socialità oltre che di lavoro. Qui venivano allestiti i magnificenti carri allegorici del Carnevale del Veneto, quello condotto pure da Pippo Baudo e da Mike Bongiorno. La riflessione prende spunto dalla cronaca. Qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha denunciato 7 cinesi che facevano lavorare 154 connazionali dentro 5 capannoni di Via Nuova, la via principale di Casale di Scodosia. In nero o con contratti farlocchi, in barba alle basilari regole di igiene e di sicurezza. La padrona dei muri è una cinese che ha acquistato gli edifici grazie a un'asta giudiziaria. Un tempo lì si commerciavano mobili. Poi il mercato del legno è diventato un paziente moribondo e ha cominciato a perdere gli organi che l'avevano animato per mezzo secolo. I capannoni, i laboratori, le verniciature, i magazzini colmi di veri pezzi d'arte. E con essi si sono persi i lavoratori, dai maestri ai garzoni, passando per gli operai qualificati. In 20 anni sono passati da 2000 a 300-400. Più di qualche imprenditore orientale, valigetta straripante di contanti in mano, si è preso quegli spazi abbandonati. Chi non è riuscito a vendere il capannon ha provato almeno ad affittarlo. A qualcuno è andata male. Un esempio. Michele Missaglia 2 anni fa ha prestato il suo ex mobilificio di Via Veneto, fondato dal papà negli anni 70, a una società che prometteva di installare macchinari per la lavorazione del rifiuto tessile. Morale della favola. La società ha riempito il capannone con 5.000 tonnellate di scarti tessili. Poi i titolari sono spariti nel nulla. L'edificio è rimasto da bonificare. Costo dell'operazione 800.000 euro, tutti a carico del proprietario. E il caso di Missaglia non è l'unico. C'è poi chi prova a risparmiarsi qualche euro di tasse. Come? Scoperchiando il capannone, visto che senza copertura l'IMU viene dimezzata. 7 anni fa il primo a farlo fu un imprenditore che aveva ereditato il mobilificio da 1600 metri quadri direttamente dal papà. Con l'economia del mobile naufragata si era ritrovato ad avere un capannone inattivo e una spesa annua di quasi 10.000 euro in tasse. Bruciate tutte le sedie che erano in magazzino, l'ex mobiliere tolse la copertura. Il caso divenne di rilevanza nazionale, ne parlarono anche salotti e talk show della TV, e a quanto pare fece proseliti. Basta percorrere via Veneto e si trova qualche fratello che guarda il cielo con l'aspetto di un vecchio mausoleo dell'economia che fu. Qualcuno la reputa una fake news, gli amministratori smentiscono, ma l'evidenza è agli occhi di tutti. Si parlava di sedie bruciate. L'altro grande fenomeno legato ai capannoni è appunto quello del fuoco. Ogni anno vanno in fiamme almeno 2 mobilifici e la cifra lievita se si allarga la casistica al distretto della Scodosia. Casualità, malfunzionamenti, ritorsioni o speculazioni. Forze dell'ordine e procura hanno loro da fare per fugare questi dubbi e in qualche occasione si è scomodato anche riferimento alle ecomafie, che si sa, vanno a braccetto con le crisi economiche. Se si discute di capannoni, a Casale di Scodosia, non si può scordare il capannone più noto di tutti, quello di Via Veneto in cui il 2 aprile 2014 venne scovato il Tanco 2.0, il trattorino blindato e debolmente armato con cui gli indipendentisti dell'Alleanza, così si facevano chiamare, volevano ritornare a Venezia emulando i Serenissimi del 1997, quelli del Marcantonio Bragadin. Molti di loro erano di Casale di Scodosia. Per mesi in quel capannone si assemblava il trattore da combattimento e nessuno, manco i vicini, se ne era mai accorto. Staran facendo un carro per il carnevale, si diceva. Già, perché a Casale, fino a qualche anno fa, se incontravi qualcuno per strada potevi scommettere la casa, che fosse sia mobiliere che carrista. Orgoglio e identità paesana, oggi forse perduta. Sia chiaro, a Casale i carri per il carnevale si fanno ancora, e tanti sono ancora gli imprenditori che fanno mobili straordinari e hanno saputo resistere alla crisi. La stessa zona industriale, per anni in declino,
Oggi è in netta risalita. L'ultimo ventennio disastroso ha però fatto tanto male e ha lasciato le macerie di una guerra. Vedere per credere. Basta fare un giro tra le vie della zona industriale, che pare più quella di una città che di un paese di 5.000 abitanti. I capannoni hanno resistito alle bombe e restano in piedi, ma sono vuoti e in balia di nemici ben peggiori: il dio denaro, la speculazione e l'abbandono.